Sono un migliaio gli scout di Udine, città che fu tra le prime in Italia ad accogliere il movimento nato in Inghilterra da un'idea di Baden-Powell. Sono bambini, ragazzi, adulti del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani, della GESCI, degli scout cattolici d'Europa e del movimento Adulti Scout. La loro storia è ripercorsa negli scatti esposti in Galleria Atina Modotti nell'ex pescheria di Udine, scatti che raccontano 100 anni della loro storia in città dove proprio nel 1916 venne fondato un primo riparto di quello che continua ad essere il movimento di aggregazione giovanile e di educazione extrascolastica più diffuso nel mondo, con circa 40 milioni di aderenti. Foto, filmati di repertorio, interviste ripercorrono i momenti più importanti della storia degli scout del capoluogo friulano. I primi gruppi, i campi, le esplorazioni, le attività sociali e di cittadinanza attiva, la solidarietà, l'impegno nei momenti più drammatici della storia del Friuli, come durante il terremoto del 1976, quando furono 7.000 gli scout arrivati da tutta Italia e impegnati nei soccorsi. L'esposizione resta aperta per 3 fine settimana, ogni sabato e domenica fino al 6 marzo.